Eder, Mek, Pallister. Io quando rientro a casa alle 4 del pomeriggio, dopo aver fatto i miei giri, dopo essere stato in studio, vado a casa, mi siedo, guardo un po' televisione, i telefoni erano dietro il divano dall'altra parte su un mobiletto basso. Io non mi sono accorto che i telefoni erano là, poi ho cominciato a vedere messaggi, a sentire messaggi, ho guardato, ho visto il telefono di Liliana. Io ho visto i telefoni, non so, 4, 4 e mezza all'intorno, però ti dico la verità, io quella cronologia lì, di quel giorno lì, ho detto anche alla polizia, non ho memoria. E l'ho detto anche in quella intervista lì e lo ribadisco anche adesso. Bisogna entrare in quel stato in cui mi trovavo, veramente mi vedo sconvolto in quei momenti là, adesso piano piano mi sto riprendendo e vedo le cose in maniera diversa. Cioè sapere adesso la cronologia di tutte queste cose qua per me è impossibile, capisci? Cioè dare delle risposte, io mi rendo conto, per carità, ci sono state incongruenze, robe, la testa non va. Bisogna ricordarsi che comunque la perdita della moglie, io sfido chiunque a entrare in sintonia in quei momenti lì, veramente spaventoso, specialmente nella nostra coppia in cui eravamo abituati a una vita veramente unita, in viaggi, in tutte situazioni che comunque abbiamo vissuto. Quando hai trovato i telefonini? Guarda, non farmi queste domande perché non saprei cosa risponderti. Voto assoluto, io anche in procura l'ho detto, ho spiegato agli inquirenti che sono venuti da me decine e decine di volte e loro hanno vissuto, hanno visto in che stato io ero, in quel stato che ho vissuto per mesi, mesi e mesi, poi piano piano. E ancora adesso ti dico, non sono ancora proprio al 100%, però sono passati 3 anni, ricordati, 3 anni in cui ancora adesso non sappiamo con certezza quello che può essere successo a Liliana, se qualcuno gli ha fatto del male, se l'hanno sequestrata, se l'hanno uccisa. Io con i miei consulenti, Barisani me l'ha detto subito, a parte che è stato il primo, quando è stata fatta la prima autopsia, è stato il primo a dire: guarda Sebastiano, ci sono dei segni, delle cose sul corpo di Liliana. È stato il primo a dirlo. E noi comunque ci siamo opposti alla tesi della procura sul suicidio, perché loro volevano chiudere indagini, il caso per suicidio. Io mi sono subito opposto a questo. Chi ha seguito il caso seriamente sa che tu non ti sei mai opposto, hai detto lasciamo fare la procura, se la procura ha deciso di archiviare fa bene. Poi siccome Veronica e Sergio si sono opposti, tu per non fare brutta figura sei stato costretto ad opporti. Però si sa che a te ogni tanto piace inventare e cambiare versioni. No, certo. Ieri mattina mi ha telefonato il dottor Baresani dicendomi appunto guarda che è stato tutto spostato di 30 giorni su richiesta della dottoressa Cattaneo. Noi ci aspettavamo di avere qualche cosa, qualche elemento e lui mi ha detto che dovranno incontrarsi assieme. Sono tutte cose che comunque fanno un po' riflettere, no? Questi amici, questi parenti che comunque danno... La banda degli onesti è convinta che tu nasconda qualcosa. Io a chi devo rispondere, scusa? Loro probabilmente avranno depositato in procura le loro supposizioni. Io sono 3 anni che sto spiegando queste cose qua. Io ho detto, guardate, venite nel mio studio, la polizia è venuta, hanno fatto le loro osservazioni, le loro cose, hanno fatto delle prove, delle cose. Comunque io posso assicurarti che all'interno dove io facevo i miei lavori non c'era campo, non sempre, però c'erano dei periodi... La banda degli onesti è convinta che tu nasconda qualcosa. Mi devo difendere da quello che dicono i parenti e le cose che comunque devono essere interpretate da chi di dovere.
Ecco, sulla questione dei telefoni, io l'ho detto sempre, lì oggi è difficile fare un esperimento perché saranno cambiate come si chiamano? Le celle ripetitori, queste cose qua. A quei tempi evidentemente erano di un altro tipo. Io mi ricordo una frase che ha detto che lui dentro il mio studio aveva il segnale. Devi pensare che quando è tutto chiuso abbiamo mura da 1,5 metri, da 1 metro più così, no? E chiusi dentro, io non devo qua rispondere a voi su questa cosa qua. Posso assicurarti che io ero dentro in questa cosa. A suo tempo io dovevo, se avevo un segnale, qualcosa che mi arrivava, io dovevo uscire dallo studio, mettermi in strada e parlare col telefono. Quelli erano quei tempi là. Oggi probabilmente le cose sarebbero estremamente diverse. Uscito? Fino a che ora eri rimasto nell'egregio studio laboratorio di via Donadoni? Rispondi a Non puoi Sebastiano. farmi queste domande qua adesso, in questo capito, momento. però, Sono passati 3 Sebastiano, anni, non posso sono farti passati 3 anni, non è che non voglio, cioè Ma io tu di potrei solito dirti di le studio, cose, ma a che ora esci da allora quello studio? Di solito? anche adesso, Di solito, più o io meno, a che comunque ora esci? sto continuando a fare il mio lavoro di coltelli, lo sto ancora facendo. Però non è Perché non che dovresti io farlo? devo ogni settimana, ogni giorno, io ogni giorno ho dei percorsi diversi, perché devo andare da una parte, dall'altra, cioè io adesso non posso ricordarmi cosa ho fatto quel giorno là, cioè, ma quando è scomparsa Liliana? Quando abbiamo saputo noi che Liliana è scomparsa? Io sono andato in questura a fare una segnalazione di scomparsa, però loro a un certo punto, Ma alle perché 7 Liliana di non sera... tornava? Bella però quella giacca rossa. Abbi pazienza, Tornava lasciami sempre parlare, a casa. mi lasci parlare va bene. Sebastiano, tutti dicono che Liliana non faceva mai troppo tardi il pomeriggio. Questo lo Liliana dice non chi lo tornava, dice questo? rincasava Lo dicono tutti chi? Beh, La banda Gabriella degli che abita onesti. qua. Ma dai, per favore, dai, con questa Gabriella storia abita qua. vicino Quello a che voi. conta è quello che dice la procura, non quello che dicono loro. Vabbè, Loro hanno la depositato in procura procura c'è ancora tutto, hanno detto, bene, aspettiamo quello che la procura dice. Io non sono qua per parlare, io posso parlare qua, sono venuto per parlare di me, di Liliana, di quello che è la nostra vita, quello che sto vivendo. Capisci? Trattato, io ogni giorno mi ricevo del letame sopra di me, capisci? Ma io Devo proprio parlare per- di questo con voi, perché queste cose qua, dove ha fatto, cosa era, tutte queste cose qua, sono cose di 3 anni fa. Sono cose di 3 anni fa. Se tu lo riesci a 30 capire, anni. io ho fatto questo lavoro qua e so cosa vuol dire. Però quello che non mi aspettavo io della vita è essere a 3 anni ancora non sapere cos'è successo a mia moglie. Però quello che 14 pensano gli vicini, le cose, questo piano piano vedrai che verranno fuori. Piano piano verranno fuori. Della vicina, della cugina, del fratello. Certamente è legittimo i loro pensieri. Io non ho mai detto qualcosa, non ho mai parlato male di loro. Ho anche accettato anche il confronto con la cugina, con Claudio. Ecco, a me dispiace che adesso ho saputo che Claudio non sta bene, Sebastiano, tranquillo, le notizie di oggi dicono che sta un po' meglio. che ha i suoi problemi, le sue cose, veramente mi dispiace. Oh, io ti dico sinceramente non me ne frega assolutamente niente perché non ho niente da nascondere e quando uno dentro ha nel suo cuore la consapevolezza di aver amato una donna, tu vedi ci sono decine e decine di migliaia di foto che girano per tutto il mondo, sono tutte belle foto, questo amore veramente mio verso questa donna che comunque io ringrazio per tutto quello che mi ha dato in questi 32 anni. Sono cose che io auguro a tutti di avere questa. Io devo ringraziare Alice e Paolo Bevilacqua, che sono i miei avvocati e mi sono molto vicini, e anche le persone, i miei consulenti, c'è Generale Garofano, Barisani. Posso assicurarti che non dico il primo anno, ma quasi, per me è stato un trauma veramente forte e comunque continua perché a un certo punto non abbiamo risposte, non c'è niente che dica
quando è morta, come è morta, perché è morta e dove è morta. Questo è il problema. E invece il giro con la GoPro a che ora l'hai fatto? Ma guarda, non siamo qua per rispondere a questo. Le cose sono state dette, no, queste saranno verificate, saranno state verificate dagli inquirenti. La GoPro mi è stata presa, la mia è stata presa, l'hanno tenuta loro per mesi, poi mi è stata restituita. Perciò loro avranno verificato, avranno fatto delle prove, che ne so io, quello che... Cioè io oggi come oggi non sono né indagato né niente. Il giorno 13 sì. Eravamo a Grado, poi siamo andati la sera a cena dai Zoicas e poi la mattina è successo quello che è successo. Ripeto quello che ho detto prima, mi dispiace che Claudio non stia bene e spero che si riprenda. A te interessa che Claudio stia bene anche perché per stare a galla mediaticamente hai bisogno che lui si contrapponga a te per tirare avanti col teatrino. Cosa vuoi che ti dica? Che No, non vedo l'ora nel senso che Claudio, ho visto la però, trasmissione dove c'era gente magari che sbaglio piangeva, io. insomma mi sembra un po'... Ne parleremo anche di questo, credimi, Vabbè, ti comunque, prometto. Claudio dice le sue cose, per carità, mi sembra un po' fuori luogo certe cose, certe affermazioni. Facevamo il bagno nella Ricuzzi, andavamo nelle cantine qua e là, con le mani si possono fare tante cose. Abbi pazienza, di un marito... veramente fa molto male sentire certe cose, e questo non glielo perdonerò mai, perché non c'è amore, non c'è delicatezza, non c'è rispetto, non c'è sensibilità verso una donna, che magari ti vuol bene, per carità, io non ho mai negato questo. Molto probabilmente Liliana gli voleva bene, avevano un'amicizia grande, enorme, per carità, era un suo punto di riferimento, anche perché Liliana dava poca confidenza in giro, però è stato per lui forse il primo amore. Eccolo! Forse tante cose, io non posso parlare male di questo. Ne abbiamo parlato anche in questi giorni e sono messaggi cifrati, cose un po' da capire, da vedere, cose interessanti, un po' strane, perché dico a che scopo fai questi messaggi e poi li cancelli, e poi sono piccole cose che comunque, insomma, bisogna vedere l'insieme di tutte queste cose qua per dare un giudizio. Io ti dico, aspettiamo, vediamo. Io comunque, guarda, sono a disposizione, posso venire più volte a trovarti. Sì, Sebastiano, dovresti proprio venire a trovarmi. I miei telefoni sono stati presi, insomma, l'hanno verificato. Posso assicurarti dal mio più profondo cuore che io non mi sono mai permesso né di toccare i telefoni né di seguire, intercettare Liliana per qualche cosa. Noi eravamo una coppia aperta, se avevamo qualche problema, qualcosa da dirci, ce lo dicevamo. Noi parlavamo tantissimo tra di noi sulle nostre cose, i nostri contatti. Però Liliana non ti... Io sono stato, l'unica foto che gira di Claudio con Liliana gliel'ho fatta io, tanti anni fa, d'accordo, è un'amicizia, cioè... Quindi tu di Claudio non sapevi nulla? So che lei frequentava alcune persone perché erano anziani, erano ex colleghi di lavoro, gente che faceva le maratone, che andava a trovare questa sua amica che aveva grossi problemi, che non si alzava dal letto, andava a fargli la spesa. Lei era come me, andavamo a aiutare, anche io ancora adesso sto aiutando delle persone, perché siamo fatti così, siamo sempre altruisti. Quando ci troviamo di fronte a situazioni così siamo i primi a dare una mano. Immagino che tu non spiassi il telefono di Liliana. Assolutamente no, assolutamente no, assolutamente no. Poi per dire certe cose devi provarle, scusa, non è che... È vergognoso, guarda, è vergognoso e offensivo. È stato detto tutto, è stato detto di più. Sulla mia vita, su Liliana. Allora, Chi segue il caso dall'inizio come me sa benissimo che a te della verità non te ne frega assolutamente niente, ti frega semplicemente che la cosa si chiuda prima possibile, ma adesso che si parla di omicidio, cosa potrebbe succedere? Guarda, io mi rifaccio a quelle che sono state le dichiarazioni del generale Garofano. Bisogna visualizzare che tipo di lesioni sono. Questo è importante. Certamente mi aspetto delle risposte, mi aspetto delle conclusioni, per poter capire anche noi certamente
quello che può essere successo a Liliana. Io non faccio ipotesi, io mi aspetto delle risposte, capisci? Perché sta lì a rodersi dentro cosa, chi, questo è veramente doloroso, però mi aspetto delle risposte, ecco. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.